Pallonetto anche oggi in gol, un gol che avrebbe potuto mettere in ghiaccio la partita, un gol importante dopo l'esclusione contro il Paternò. Vabbè, l'escursione contro il Paternò era dovuta al fatto che non potevo giocare, infatti anche oggi ho giocato con una spugnetta al piede, però importante era rispondere sul campo anche alle critiche di qualche giornale che ultimamente mi sta attaccando, ma va bene così. Oggi era importante vincere, soprattutto per i tifosi, giocare con la curva piena è sempre bello e questa vittoria è dedicata tutta a loro. Una gara che sicuramente aveva un significato particolare per voi, vedere nuovamente il giro pieno. Oggi ti aspettavi comunque un circa 2500 tifosi qui nell'impianto torrese? Sinceramente sì, perché essendo di Torre so il calore che può dare questa piazza, i tifosi soffrono per questa maglia. Poi ti ripeto, noi in campo se non sbaglio eravamo 5 o 6 torresi, quindi noi prima giochiamo per la maglia, per loro e poi per il nostro mestiere. La classifica adesso sorride un po' di più dopo queste due vittorie, dove pensate di arrivare adesso? No, vabbè, penso che è importante raggiungere prima la salvezza, poi giocheremo tranquilli. Se arriveremo ai playoff, è bene, ce li giochiamo, altrimenti va bene così. Ecco, cosa è cambiato nel corso delle ultime settimane? Comunque era da un po' che il Savona non riusciva ad ottenere 2 vittorie consecutive in campionato. Ma sicuramente niente, siamo stati un po' più tranquilli del solito, abbiamo lavorato bene in queste feste, questo è il merito è soprattutto del prof, che anche lui viene attaccato spesso e un ringraziamento va a lui perché ci ha fatto lavorare alla grande e ci ha messo in condizione di giocare bene la partita.